Bentornati in un nuovo aggiornamento con le curiosità di meteo. Vediamo questa nevicata che è successa ad Asiago nella giornata di domenica, festa dell'Immacolata, con degli accumuli che hanno superato anche i 30 centimetri localmente. Pensate, vediamo ovviamente cosa succede per la giornata di martedì. Come vedete, una situazione ancora in parte instabile, con ancora della residua instabilità, qualche nevicata ancora possibile per quanto riguarda l'Emilia Orientale e Romagna, con l'Appennino che vedrà ancora delle nevicate attorno ai 600-700 metri. Per quanto riguarda il centro, della nuvolosità con delle piogge, soprattutto lungo le coste, che vedranno più schiarite invece sul versante quello adriatico, mentre avremo una tendenza verso una intensificazione ancora delle piogge per quanto riguarda la Sicilia settentrionale e in parte anche sulla Calabria, quella soprattutto tirrenica, mentre per quanto riguarda la Sardegna ancora della instabilità con dei rovesci temporaleschi che si interesseranno il comparto occidentale. Comunque una situazione che vedrà un netto miglioramento per quanto riguarda il nord, soprattutto per la giornata di mercoledì, quando avremo più schiarite, tornerà a prevalere bel tempo, qualche ultimo addensamento sulla Romagna specialmente al mattino, mentre per quanto riguarda ancora il centro, anche qui della variabilità ma con delle piogge bassa probabilità, veramente molto bassa. Per quanto riguarda il sud invece insisteranno ancora dei rovesci e qualche temporale possibile per quanto riguarda la Calabria e sulla Campania, con delle schiarite invece che assisteremo altrove, mentre sulla Sardegna anche qui avremo delle schiarite, tanta variabilità con assenza praticamente di fenomeni. Per quanto riguarda giovedì invece attenzione, perché assisteremo a un aumento della instabilità, perché a partire da ovest una depressione che era situata appunto sulla Spagna e portava dell'instabilità su tali aree si avvicinerà gradualmente da ovest verso est, quindi colpendo la Sardegna e la Sicilia. In questo caso qui assisteremo a dei rovesci anche temporaleschi che potranno anche interessare la Calabria entro la serata di giovedì, con tempo che sarà invece nettamente più stabile altrove. Insomma, non avremo della instabilità. Infatti, come possiamo vedere dalle grafiche, per quanto riguarda la giornata di martedì, come vedete assisteremo a più fenomeni e degli accumuli alle coste della Calabria, colpendo anche la città di Napoli e ovviamente interessando anche in parte la Sicilia, quella occidentale, mentre per quanto riguarda l'Emilia Romagna ancora colpita, ma comunque come vedete la giornata di martedì sarà in generale piuttosto ancora variabile, con, come vedete, i primi fiocchi citati prima. Per quanto riguarda, come vedete, mercoledì ancora dei residui piovaschi che interesseranno soprattutto al mattino le coste tirreniche, mentre il resto ovviamente sarà bel tempo, come si vede da questa grafica. Ovviamente ancora qualche pioggia, come vi ho detto, lungo sempre la Campania e ovviamente qualche piovasco. Potrà interessare anche però, pensate, Cagliari. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, sempre più bel tempo mentre sull'est dell'Italia, ma avremo appunto l'avvicinamento di questo fronte che vi avevo detto da ovest verso est, che colpirà quindi soprattutto la Sicilia, con accumuli localmente anche oltre i 20 mm. E ovviamente come sarà la giornata di giovedì, come vedete, nettamente instabile appunto sulla Sicilia, in parte entro la serata anche sulla Calabria, anche comunque sulla Sardegna non sono escluse secondo i modelli ovviamente delle precipitazioni anche moderate soprattutto a sud della isola. Per quanto riguarda il resto della settimana, vedrà l'avvicinamento ovviamente di queste piogge e precipitazioni per la formazione di un minimo ovviamente sul Mar Tirreno, che potranno transitare sempre più verso nord, ma senza coinvolgere comunque il resto del comparto italiano. Ovviamente ne riparleremo, vi aggiornerò presto per farvi sapere i prossimi aggiornamenti meteo. Continuate a seguirci.